posto. Del resto è da un pezzo che aspetta e testo il recesso. Non tengo manco più conto del tempo che investo. La storia si ripete e tendi a mettermi in merda. Merda, continuamente aumenta il costo e il dissesto. Lascio la casa vuota dietro me, nel secolo non ci sa qual è il destino. Come sono sempre bello, classico divino del mondo prigioniero. Io ne vedo proprio mi discotto dal costume in foto ad ogni costo perché posso, però non mi sposto e ne mi prostro. Visto che il tuo mondo poco in fondo conto poco non ho sconto, ma non mi nascondo se non sfondo. Ho preso il colpo e rompo, gioco sporco tutto rompo, pronto chi mi trovo contro che si affondo non mi stoppo. La nave salva e non sa più dove andare. Qualcuno ha visto in città il suo comandante. Quando lei poi tornerà a stare a aspettare. Questo timone è nostro che se nessuno sa ora in che mani andrà. Recuperarsi è la parola giusta, più che concentrarsi fuori da ogni trassa che possa inquadrarci. Chiedi perché lo faccio, perché mi straccio sopra un palco o perché col mio microfono vado a braccio. Non lascio niente di intentato, penso che sia un peccato, penso che se mollo tutto fa la Metti noia so, quando cazzo so blow. Furia di insaprenti mo, che so furia so a io. Stassi impressi, fatta apposta pochi notte pressi. In sasa notti stressi, si è la sasi dessi, mai tadessi. In questo suido cade intende mi divido, strecco sto. Guerra che ne nemo, soprancento. Con poca vette sta rosoia e mausa parrocchietto. Non prende a fianco, su de bruso de uno scemo scucodendo. Questo vago chi teniamo a barra e più mi gusti ferro. E pensa che alle senso, che alle tempo si oppivendo. E su chi è passato senza tocca spare essendo giusto. Del resto è da un pezzo che aspetta e testo il recesso. Non tengo manco più conto del tempo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Icnos Music Show The Indigenous Artists. Oggi siamo in compagnia di un altro gruppo storico della regione Sardegna, i Valentia. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao, buonasera mano. Siamo con Maistu e Leppa. Ciao a tutti, bentrovati. Saluti a tutti. Ci troviamo alla scuola civica Pinuccio Sciola di San Sperate perché oggi si presenterà il nuovo EP dei Valentia. Ragazzi, raccontateci di questa presentazione. L'idea è quella di presentare finalmente dal vivo, insomma, a poco più di un mese dall'uscita, Le Giuste Parole, che è il nostro ultimo lavoro in termini di tempo, ed è un EP che è composto da 4 canzoni. La particolarità è che questo lavoro è un lavoro solo e esclusivamente in italiano ed è una grande novità per i Valentia perché comunque chi ci conosce sa che noi utilizziamo prevalentemente il sardo per scrivere i nostri brani. È una cosa insomma abbastanza nuova per noi. Però abbiamo visto che sta anche, come dire, riscuotendo un discreto successo, nel senso che la gente non se l'aspettava, qualcuno è rimasto un po' spiazzato e qualcun altro comunque apprezza anche il fatto di aver provato una nuova sfida, che è quella di cantare in italiano fondamentalmente, solo in italiano, perché poi brani in italiano ne abbiamo fatto anche altri in passato, non è la prima volta ovviamente. E oggi lo presentiamo, insomma, vedremo un po', stiamo ancora aspettando che arrivi il nostro pubblico. Riprenderemo naturalmente anche tutto l'evento. Ragazzi, raccontateci anche di cosa parlano i vostri nuovi pezzi alla gente di... Sì, allora, fondamentalmente il nostro è quello che definiamo un rap sociale, è un rap che non è un rap politicizzato, ma è un rap che va a guardare un po' la realtà che ci circonda e cerchiamo di raccontarla attraverso le nostre canzoni. In questo caso ci sono sia i temi come dire, sociali, ma anche i temi di grande introspezione. Penso ai rapporti umani che non mancano mai. Ovviamente noi, la nostra caratteristica principale è sempre stata quella di raccontare, di essere hardcore. Hardcore non vuol dire essere per forza violenti o per forza, come dire, avere dei toni troppo accesi. Hardcore per noi significa rimanere veri, keep it real, dicevano gli americani e continuano a dirlo, cercando di raccontare cose che o abbiamo vissuto o abbiamo sentito da persone che le hanno vissute veramente. Che appartengono alla vita reale. Esatto, questo è il nostro obiettivo. I brani trattano appunto queste tematiche. Ci sono per esempio dei brani, mi viene in mente Un bambino che cammina, di cui abbiamo fatto anche il videoclip. Sento tutto ma non sento niente. Il viaggio è breve, pochi istanti adesso come sempre. Neanche un saluto ad uno sguardo, nessuno in ritardo. Io traccio un varco immaginario in mezzo a questa gente. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se tracci segni sulla sabbia so qual è il destino. In fondo ancora in fondo solo per nasconderli. La strada che ho davanti sai mi detta il mio cammino. Quel percorso guarda i lati per non perdermi. Se
tracce segni sulla sabbia, so qual è il destino. In fondo ancora, in fondo solo per nasconderli. Magari Andrea vuole un po' raccontare insomma quello che è Che ho sentito. il mood. E mi piace parecchio. Ah dai, sono contento, siamo contenti. E niente, vabbè, il pezzo appunto viene da un'idea di Alessio che è un bambino che cammina, è proprio realmente un bambino che cammina, ma che cammina in un momento particolare della nostra storia recente. Il video è quasi ambientato in una situazione che purtroppo ci ha toccato, che è quello della pandemia, e come avrete modo di vedere se darete uno sguardo al video o chi ha già avuto modo di guardarlo, abbiamo appunto questa prospettiva da parte di una bambina che cammina, si ritrova da sola in mezzo alla strada durante la pandemia e vive e si racconta realmente quello che purtroppo hanno dovuto vivere i nostri poveri bambini durante quel periodo. Insomma, però non lascia l'amore in bocca, nel senso che comunque dà un messaggio di speranza a questo pezzo, anche perché comunque vuole proporre appunto un certo tipo di positività. Questo è il mood in generale. È molto introspettivo come pezzo, però diciamo che il messaggio finale è quello di lanciare un messaggio appunto di speranza, di positività. Sì, per intenderci, sì, è ambientato, è la giornata della protagonista nel momento del lockdown, quindi i suoi giochi, l'ambientazione è un'ambientazione domestica, le uscite sono uscite in una situazione molto, come potremmo definirla, molto isolata, mettiamola così, con molte precauzioni, un po' come era il lockdown. Non è un voler ricordare necessariamente quel periodo che abbiamo vissuto, quanto ricordare le atmosfere che l'hanno contraddistinto, questo sì. Mi viene in mente quello, ma per intenderci, tematiche sociali e tematiche ambientali che a noi sono molto care, siamo tutti e due molto amanti dell'aria aperta, diciamo così, e ci sono anche in l'occasione. L'occasione è un brano che parla dell'ultima possibilità che ci viene data, l'ultima occasione, cioè la possibilità di intervenire ancora, forse a misurarci con quello 0,1 dei gradi che mancano alla Convenzione di Parigi per andare poi oltre la soglia oltre la quale non si può più tornare indietro. Per intenderci, solo noi siamo artefici del nostro destino e possiamo farlo. Ecco, quello è un aspetto che abbiamo trattato in quel brano, ma ci sono altri brani, come per esempio L'altro lato del mondo, che è un brano molto, come dire, introspettivo anche in questo caso, un rapporto tra un genitore e un figlio, insomma, la contrapposizione. E poi ci tengo, anzi forse lo vuole spiegare anche Andrea, è un'esperienza che ci ha accomunata. È nata dopo che abbiamo fatto un laboratorio all'interno del carcere di Utah, che racconta appunto quello che è il punto di vista di un carcerato, spiegando quelle che sono anche in questo caso le speranze, insomma i suoi stati d'animo, un attimino quella che è appunto la visione di uno che sta dietro le barriere. Sì, anche perché non è assolutamente, è un'esperienza che ti lascia sicuramente degli strascichi importanti, è qualcosa che entrare dentro un carcere, noi abbiamo avuto l'occasione fortunatamente solo di entrare per delle visite, l'abbiamo fatto al carcere minorile di Quartuccio, poi siamo andati anche al carcere di Utah, la sensazione dei chiavistelli che si chiudono e delle porte che si chiudono dietro di te è una sensazione molto forte che lascia sicuramente degli strascichi. Cioè, anche se sai che comunque tu ne esci, perché parlo della nostra, perlomeno per l'esperienza personale, sai benissimo che dopo un'ora magari non devi uscire perché sei lì dentro solamente per fare quel tipo per quel laboratorio, quell'esperienza all'interno di quel posto, però veramente la sensazione che ti lascia sentirsi chiudere la porta dietro, alle spalle, è veramente molto molto forte. Pensi in automatico a chi ci dovrà stare dentro anche dopo che tu uscirai da lì? Sì, guarda, quando te ne vai sicuramente ci pensi molto di più a chi resterà lì dentro. Quando entri inizi a pensarci, ma quando te ne vai stai sicuro che ci pensi tantissimo a chi rimane lì dentro. Quindi un argomento assolutamente che fa parte del sociale. Ovviamente poi il disco non è fatto solo di parole, ma è fatto anche di suoni. Il disco è prodotto da Andrea Aro e da Vladi Frau,
che sono i nostri 2 produttori e Che approfitto e salutiamo ovviamente, mai come in questo caso il loro intervento è stato importante, il loro lavoro è stato importante perché sono riusciti a rendere molto bene, diciamo che l'amalgama tra i testi e i brani e la musica è assolutamente, l'atmosfera è assolutamente perfetta. Siamo riusciti a creare questa alchimia musicale e anche testuale e a mettere insieme questi 2 elementi e a creare qualcosa di veramente sinergico, definiamolo così. Loro sono molto bravi, molto preparati, hanno fatto un grande lavoro, il lavoro è durato parecchio tempo, in realtà i brani sono stati scritti un po' di tempo fa, ma siamo entrati in studio poi lo scorso anno, abbiamo lavorato i brani, li abbiamo registrati anche più e più volte e loro hanno lavorato molto bene. C'è anche poi da considerare il lavoro di Niccolò Nioi, che è un altro loro collaboratore, un coproduttore, e anche tutte le persone che hanno collaborato al disco, quindi i vari musicisti che hanno suonato. Sarebbe troppo lungo elencarli tutti, ma li ringraziamo, e anche il grande lavoro fatto da Federico Mundula, che ha fatto il mastering del disco. Mi piace salutare anche coloro che hanno contribuito con la grafica, quindi Fabrizio Melas, che è il nostro grafico storico, e mi piace salutare anche Stefano Pia, che è l'artefice della fotografia, perché poi abbiamo deciso di stampare questo disco, non di farlo solo in digitale, ma di dargli anche una condizione fisica, quindi renderlo un oggetto che puoi avere per le mani. Anche è una cosa che sta venendo a mancare negli ultimi anni, perché tutti ormai stanno puntando solo sul digitale, dimenticando quello che era il lavoro di prima. Quindi... Sì, anche se in realtà li capisco, perché ormai i lettori CD non sono neanche più sulle auto, quindi insomma diventa anche un po' complicata. Qualcuno lo prende, magari lo tiene lì, non lo apre neanche, lo tiene da parte. Poi io dico che per me, che vengo per noi, che veniamo da una generazione dove anche il vinile, lui è stato collezionista di vinili per tanto tempo, poi ha un po' smesso, però avere un oggetto fisico per le mani è sempre qualcosa di importante che ti dà puoi tastare, ok, puoi toccare la fisicità della musica. Non solo, hai anche a disposizione le tue collezioni. Sì, no, io ieri ero seduto sul divano e mi riguardavo i CD, dico intanto dovrei anche tirarli fuori. Però ci tenevamo che queste canzoni avessero un esito anche fisico, era importante per noi chiudere il cerchio con tutti i brani e dargli una forma fisica. Vederli è diverso, perché abbiamo fatto anche dei pezzi che sono usciti solo in digitale, il mio EP lo scorso anno, Calisensu 2 anni fa, però avere per le mani un pezzo di plastica all'interno di un pezzo di cartone ti dà la misura di un lavoro che hai fatto, e a quel punto dici ok, questo dopo provato, spacciao e mo va su altro. Questo è il senso. Ragazzi, approfittiamo anche per pubblicizzarvi, quindi sarete sui social, Sì. YouTube, fateci sapere dove Sì. possiamo trovarvi. Allora, i canali sono il canale social, noi siamo su YouTube, c'è un canale dedicato che è il canale ufficiale di Balentia, che è facile perché basta mettere *Balentia e si trova. E lì troverete tutti i video ufficiali, quindi tutti i videoclip che abbiamo fatto nel corso degli anni, quindi tornando indietro nel tempo, alcuni live e anche alcune interviste, perché poi recuperiamo anche le interviste e le inseriamo nelle playlist. E poi ovviamente ci trovate su Facebook come Balentia Sarda, ma anche su Instagram come Balentia Rap, quindi insomma seguiteci perché ci siamo, volete cliccare lì, insomma. Io già vi seguo. Grazie, anche noi ti seguiamo, quindi ci seguiamo a vicenda. Vi seguiremo anche durante questa presentazione, quindi riprenderemo tutto l'evento. Vi ringraziamo per l'invito. Grazie In bocca al lupo per tutta la propaganda. Crepi. Ciao ragazzi, grazie mille dell'intervista. Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui a questa nostra presentazione. La giornata è stata lunga e intensa. Allora, cosa facciamo oggi? Facciamo tutti i pezzi, 4 pezzi che sono contenuti all'interno di giuste parole. Qualcuno di voi insomma già ce l'ha, gli altri che non ce l'hanno obbligatoriamente prima di uscire dovranno comprarlo. Qualcuno lo lanceremo così a schiantura, non è vero perché l'abbiamo pagato. E poi facciamo un paio di pezzi nostri, quindi abbiate anche quelli sono pezzi nostri. Un paio di pezzi nostri vecchi, volevo dire, certo, perché questi sono belle ciance. Buon ascolto.
passa, adesso ascolta, come quella prima volta, solo noi per ombra, come se fosse finita ed anche se non conta, gridere il tuo nome al cielo e sarà sopra ogni cosa. Tu mi conosci come nessun altro, tranne certo, sai che tra noi ogni passaggio nasconde un segreto, non sai da dove viene, dove andrai, così mi tende a dirci che ha ragione, sarà solamente il tempo. Ogni parola detta, ad ogni frase lascia un segno, e ad ogni gesto una reazione proprio come adesso, con te ristretto e se lo senti quando nasce dentro hai fatto centro ed è da lì che puoi capire questo cerchio. Chissà da dove parte, non ne conosco il senso, passano i giorni tutto uguale con da lì diverso, chissà se un giorno avrò capito questo errore, le emozioni vanno prese ancora un'altra volta in sopravvento. Se lo guardi in fondo, guardando dall'altra parte del mondo, su questa strada senza ritorno, entra un sogno, se lo capirò in fondo, cercando l'altra parte del mondo, su questa strada senza ritorno, come se fossi dentro ad un sogno. Lo stesso sguardo, lo stesso accento, lo stesso scomodo, il vento che non ho mai perso. Se guardi dietro mi fa sentirmi bene, poi sorrido se penso di cosa che mi hai chiesto. E torno un libro aperto, con le pagine portate via dal vento, ed ogni pagina un concetto, un solo verso da passione ci ha già scritto sopra un pezzo. Vedendo anche il tempo, sai, ed è perfetto. Non basterà capirlo quando sarà troppo tardi, non resterà che piangere sui nostri sbagli. Persino gli altri avranno visto, avranno detto i giusto sappi per vederli da vicino e continuare a farli. Per questo basta presto, il tempo adesso, ognuno mette i propri errori e sarà più corretto. Un segno impresso sulla sabbia del deserto e nulla sarà più lo stesso. Sarà successo se lo capirò in fondo, vedendo l'altro lato del mondo, su questa strada senza ritorno, come se fossi dentro un sogno. Se lo capirò in fondo, vedendo l'altro lato del mondo, su questa strada senza ritorno, come se fossi dentro un sogno. Alla console DJ Servo, il nostro DJ ormai da millenni. La colonna del mondo. È difficile fare le parti melodiche da solo, così un po' complicato. I guys in commenti bene. Questa canzone invece è poi piano piano ve ne spiego anche l'altro lato del mondo, per chi ha ascoltato le giuste parole, è un po' il rapporto tra un genitore e un figlio, no? Cercando di, potrebbe essere tra due partner, in realtà è proprio, nasce tra un padre e un figlio o una madre e un figlio, pensando ai difetti, alle cose dette, ai riproveri e a quant'altro. Insomma, i nostri brani sono sempre molto allegri, la nostra caratteristica principale. Nel tempo è stata quella di, infatti siamo sempre alla pola a fare queste storie. Quelle che dovessi cantare Pasquetta. Quelle che piace la chitarra e le canti e il campeggio, mai, non lo vuol fare. Invece sono molto orgoglioso di cantare Un bambino che cammina. Il titolo l'ha scelto lei, Eleonora. Però ho scelto prima il titolo, io poi ho dovuto scrivere la canzone. E abbiamo fatto anche un video, insomma, cercatelo su YouTube, è molto, a me piace molto, ovviamente. E parla di un momento che tutti noi abbiamo vissuto con chi più chi meno con grande intensità, che è quello del lockdown, e abbiamo cercato di trasferire le sensazioni delle persone in quel momento, senza come dire, bastonarci, è andato, però insomma senza dimenticare che qualcosa secondo me, secondo noi, ognuno di noi ha lasciato. Un bambino che cammina. Lascio una casa vuota dietro me, sento la distanza e la strada mi darà ragione quando sarà stanca. Mi porterà dove io ho chiesto, presto adesso, ma al momento sta per darmi tutto e più abbastanza. La polvere sulla mia pelle fa il resto, qui sembra il deserto, dalle finestre ormai nessuna luce, tutto spento. Ricordo il vento in cui da dietro i venti era diverso, si sentiva il rumore e le risate, ora si è perso. Il vento muove gli alberi e lascia fermare l'attesa, ed ogni gramo di memoria sa che il tempo pesa. Se guardi indietro non vedo nulla, solo vuoto, ma la testa parte dice non volare mai la presa. Da questa strada vedo tutto ma non sento niente, il viaggio è breve, pochi istanti adesso come sempre. Scusa tutto, uno sguardo e se sono in ritardo, io faccio valgo immaginari mentre questa gente la strada è solo paralizzare,
strada, so qual è il destino. Mi vuole ancora in fondo solo per nascondermi. La strada che ho davanti sai mi vede il mio cammino. Lungo il percorso ma che lasci per non perdermi. Se tracci senti sulla sabbia so qual è il destino. Mi vuole ancora in fondo solo per nascondermi. Ho detto il lungo viaggio con il vento sulla faccia. Io corro scalzo, sono solo i miei piedi nell'acqua. Dietro di me lascio una traccia come una speranza. In un secondo è nullo, un foglio bianco senza alcuna macchia. Si porterà per sempre in fretta, si marcato a fuoco. L'immagine è reale, lei come uno spazio vuoto. Le onde del mare sullo scoglio e per in lontananza all'infinito un orizzonte immenso che mi sembra un sogno. Dov'è che siete andati tutti quali sono spoglio? Il volto e il senso dell'affetto solo di un buongiorno. Come un abbraccio stretto che ti dà il sconforto. Ferma per certi aspetti, dopo nulla, ma non mi perdono. Seguo la strada, adesso vado dritto e nulla intorno. Per un bambino un tempo, ma presto si è fatto giorno. Ed ho capito qual è il senso e mi è concesso il tempo necessario da apprezzare appieno. So che ho bisogno. La strada che ho davanti sai che resta il tuo cammino. Tu fai percorso dove lati per non perdermi. Se non ci senti sulla sabbia sopra del destino. Mi porto ancora in fondo solo per nascondermi. La strada che ho davanti sai che resta il tuo cammino. Lungo il percorso dove lati per non perdermi. Se non ci senti sulla sabbia sopra del destino. Mi porto ancora in fondo solo per nascondermi. La strada che ho davanti sai che resta il mio cammino. Lungo il percorso dove lati per non perdermi. Se non ci senti sulla sabbia sopra del destino. Mi porto ancora in fondo solo per nascondermi. La strada che ho davanti sai che resta il mio cammino. Lungo il percorso dove lati per non perdermi. Se non ci senti sulla sabbia sopra del destino. Mi porto ancora in fondo solo per nascondermi. Allora, voglio ringraziare tutti voi che siete venuti in un sabato, magari qualcuno ovviamente aveva anche di meglio da fare, ma chi si è fatto tanti chilometri per venire sino a qua, ma anche chi si è fatto solo pochi metri. Grazie, fatevi un applauso perché è sempre bello vedere uno spazio pieno. Questa canzone, che è l'occasione, in realtà aveva un altro titolo all'inizio ed era Perché è necessario, e riprende una frase che è contenuta nel brano. È necessario, è l'occasione che rischiamo di perdere, però insomma sembrano cose molto lontane, le cose che riguardano l'ambiente, le cose che riguardano noi stessi, ma non so se vi siete resi conto del caldo che c'era lo scorso anno in questo posto, in Sardegna in generale. Ecco, non sono cose lontane, sono cose molto vicine a noi, e abbiamo cercato di racchiuderle in una canzone, e questa è l'occasione. Quindi abbiamo ancora l'occasione, specialmente le generazioni più giovani, di fare qualcosa. Niente, è un pezzo che parla dell'occasione che abbiamo. Adesso come se fosse l'ultima volta, guarda fuori della strada, il tempo non conta, se cambia la rotta, puoi cambiare la storia, tutti guardi fuori solo per buona condotta, apri le tue braccia, c'è, senti che è una scossa, libero pensiero che da nuovo una sua mossa, apri una proposta, se fosse davvero one day, per provare a dare al mondo questa svolta, non importa lascia stare solo che si sconta, tutto questo con la tua visione sempre storta, con la mia banale idea che siamo figli di una madre troppo buona, davi soldi che si porta, bella cosa vero, sempre peggio credo, solo il dinero per il canto milionero, non è mentre credo, ma ancora ci spero, mentre se in realtà vorrei bandite, non ho paura ma non c'ero, che cosa credi? Ora tu non lo sai, 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 mi sa, guarda il cielo. Saranno tempi che ridicolo,
quelli che sanno, provando a immaginare un altro mondo, ma stai calmo, che stai volando troppo in alto con la fantasia, se cadi ti fai male, sai di cosa sto parlando, giorno dopo giorno, anno dopo anno, consumando il mondo come fosse il nostro intanto, spaventando come se non ci fosse domani, se non ci sarà, non ci saremo a raccontarlo, storico, restato storico sotto un dragato, perché si dopano nel contemplato fallo, solo un'occasione tipo che non puoi rifarlo, quindi fallo adesso subito, perché è necessario, giorno a giornato tanto su mi sembra tutto chiaro, come un film, a tanta notte fuori orario, come un treno che passa una volta nella vita e noi che siamo lì in attesa, svegliati sul binario. Ora tu non lo sai, ora tu non lo sai, ora tu non lo sai, allora sì, guardate il cielo e forse lo capirai, forse lo capirai, forse lo capirai, sa. Questa è l'occasione che ci è data, quindi facciamo un po' di attenzione in più, non smettiamola. Taglio letto alla Z. Mondiale. No, io due cose le voglio dire. Qualcuno ci ha detto: perché avete fatto un disco di 4 canzoni tutte in italiano? E io, perché avevamo voglia di fare un disco di 4 canzoni tutte in italiano? Perché i compagni se non lo capiscono. E due, perché se non i grandi lo capiscono, ormai si usate per non vedere un record. E terzo, perché comunque è arrivata la veneranda età di quasi 50 anni, quando si fa su io voglio salare la musica carnetta, quindi si ne può tenere. Infatti la cosa nosa. Esatto. Il brano dell'EP, che ne sai, ed è un brano al quale tengo molto perché l'abbiamo scritto, quindi l'ho scritto dopo che sono uscito di prigione. Quale senso? Sono uscito dalla prigione di Utah, dal carcere di Utah, nel senso che eravamo lì per fare un laboratorio e ci hanno fatto uscire, allora per semplice, vuol dire sì. No, comunque però il senso è che siamo andati a fare appunto un laboratorio, era quasi Natale e è stato particolare. Non so chi di voi ha mai messo piede nel carcere per un motivo o per l'altro, che solo per una visita, ed è una cosa abbastanza toccante, anche solo sentire dietro che girano le chiavi e chiudono i cancelli. Poi prima di arrivare nello spazio comune dove si fanno anche i laboratori, le cose, ci sono tipo 3 cancelli, quindi insomma bello forte. La sensazione è stata quella di avere a che fare con dei bambini, perché loro erano una situazione molto giocosa, capisci anche le dinamiche, è una situazione un po' particolare. E la cosa che ho fatto quando sono uscito da detto: oggi scrivo una canzone, e l'ho scritta la sera stessa, quindi un paio d'anni fa. Solo. È come entrare al fresco ma fa caldo, un corridoio largo, chi sono con lo sguardo, ritardo cronico su un orizzonte troppo vasto, contando gli anni sono stanco e ormai le carico. A bocca asciutta che così non
sbaglio io, stringo le mani perché posso farlo io, sento l'angoscia che mi sta abbracciando io, mi passa tutto se col micro in mano sto sul palco mio. Che non c'è, che non c'è, che non c'è, ma basta poco in fondo adesso per immaginarlo zio. Loro lo fanno come se non ci fosse nient'altro e noi chi siamo solo due compagni al loro fianco. E tu che ne sai, che sai, dammi mai, cosa credi, cosa frega, se mi guardi sai, che sai, oh, tu che ne sai, dammi mai, cosa frega, se mi guardi sai, ci sei. Libero come suono che mi sta ascoltando dentro la mia anima, cercando di capire se ho sbagliato il senso di una vita che non ho cercato mai. Se guardo fuori e non mi ricordo più, se c'è ancora tutto come blu, rubando i suoni di chi a fianco, stanco di tenermi in conto, passo dopo passo e dico perché sei dove ti vai, somiglia ad uno che conosco sai, e provo a immaginare un giorno preseranno che ci deve, poi non ce la fai, che non c'è niente, non ti passa mai. e poi i piedi casomai balla adesso il beat, ho già pensato che domani non sarò più qui, non chiedo nulla che non serve, ci si sente come dentro ad una bolla un po' così. E non è niente di speciale, ma Natale, le banali, di rinnovato emozionale, nazionale, senti un'ora nella vita di qualcuno che sta male ad aspettare, che lo sa che ha fatto cose, meglio lascia stare. È solo un gesto di contorno ad un qualcosa che non cambierà quel mondo, spero in un conforto. Delle volte basta così poco e a me è passato, grazie per aver pensato a vittoria, dai. Ci conto. Ehi, tu che ne sai, come sai? E questo è che ne sai? Ehi, tu che ne sai? Ringrazio a tutti i ragazzi che stanno latendo, insomma, che avranno sbagliato qualcosa, ma qualcuno insomma sarà anche il diritto di non farci una Allora adesso tolga diciamo questa parte italiana, facciamo un paio di pezzi nostri per condire nostri vecchi per insomma Bobby che ci sia, grazie. Scritti da Mogol. Questa è più o meno fa così ed è 101. Allora bambini, adesso se non la finite di urlare, se siete secondo stato, dovete di microfono che è non si urla così concetti. A posto. Scusate, no. Ok. Zeppe nel suo modo. Allora bambini, si dà un now, un po' di silenzio adesso, solo quello che chiediamo di cantare. Va? Lo rifacciamo? La rifacciamo? Zeppe concentrato,
quando sa fare i tempi, tu stai pochini, si fa di pagliaio. Uno, tu sono successo. Tu sei presi, tu li avanzessi. 3, 6, 4, sa fare i tempi, tu stai pochini, si fa di pagliaio. Me gusta figa, mi paso figa, che mi ragazza paso figa. Go, figa, sa, go, quindi pulite scia. Polizia pizza, sta cosa, pure come dico. Scega di gente di spinta, sa. Sentite, giusto che mi gusta figa, Non ti fa, sa. si pensa pizza, sta casa, non si tira, sta pizza, casa, sono di casa, sono di cose, si Non ci devo il verbo solo, non ci devo che si penso, lei ci pure, tutto il cazzo di te. Ti sei tu prende me, sei, ci penso lei, non si fa già per tu prendi te. Allora ripensa, uno, tu sei non ci sei tu. Tu sei presi, tu li avanzessi. 3, 6, 4, saprai di te, tu sei pochini, si fa di bagaglio. Uno, tu non ci sei tu sei presi, tu li avanzessi. 3, 6, 4, saprai di te, tu sei pochini, si fa di bagaglio. Lei ci hanno ignorato a noi, tu dai in casa pane, te già non sta che poi, grandi mazzo nuovi, non li apporta stati solo, non ci si in momenti, è stata l'innocenza, non da te caparra, se camera, tu si dica, ma tu, 90, ma bella scritta, prende questa marca, questa cassetta, facciamo una etichetta, ora 7 minuti che rispetta la sopra, salta aperti noi, che si può che tu guarda tu sei che parli, salta su mani, vedi di fratello, non sovrani, ti noti, si ne sono dietro, ti dispari, non mi voglio, non ti voglio, sta scadenza, ma non pensa, uno, tu sei presi, tu li avanzessi, 3, 6, 4, saprai di te, tipo, tu sei pochini, si va di pagliaio, uno, tu non ci sei tu sei presi, tu li avanzessi, 3, 6, 4, saprai di te, tipo, tu sei pochini, si va di pagliaio, uno, tu sono successo. tu sei presi, tu li avanzessi. 3, 6, 4, sta fai di tempi, tu stai pochini, si fa di bagliaio. Grazie. Allora, facciamo una roba alla Jacopo Culli. No, facciamo freestyle, c'è anche Luca. Luca, per chi non lo conoscesse, è la metà esatta di Zirigas, fatemi un applauso. Visto che siamo in tema di uscite, anche Luca Luca fa cosa? L'ha fatto. Allora, per chi è poco avvezzo ai concetti rap, dovete sapere che a un certo punto si chiamano tutti i rapper presenti nella sala e si fa quella che si chiama jam session, che c'è anche nel resto della musica, però sai, contrappasso, io sono più lascio. È tutto così si fa quello che è il freestyle, no? Si improvvisa, si fa un po' di improvvisazione. E noi questa volta insomma ce la giochiamo un po' così. Bravo, bravo. Tra 20 secondi di là, questo questa base Vai, pensa, l'ubinesi che sul maristo sempre Cristo, non cambia da sta base, non testa però, gente bissi cursa prima, sempre in fase, l'ho fatto tanto italiano, tanto la provincia di provenienza è sempre quella di Oristano, uomo, reso scritto ruoti su San Guao, non testa meno più gente su vicinato, stato sparao, è entrato un loco non riuscivo, però in coppia sempre in tocca il semano uno mio, o sul marito di che uno rupe di lì, fai un tempo non ci sei salvezza su per questo picca, fai uscire, quindi si sa non più la costa di Cagli, è costa di Cos'è? Mai capazzi è giusta chi ma posto, ma non ti lo nani, lo campava senza posto, non ti conosco e non ti riconosco, sono al giusto posto, stasperate, già lo so, allora, senti un po' come che fa lo show, non va su in italiano il salto, è uguale sì però, è tutta improvvisazione adesso che c'è dalla base, e sul maestro piano piano mentre in fase, ma trovato il stato, non mi pensi bello, fai tranquillo, saluto, e saluto senza fillo, c'è lì lui che non ci dà di fatta, Domingo, tu quando ti accappiamo su una massa, ascolta ma cosa costa, il pareggio con l'altro volevo apposta, se prima, prego nota e ti la faccio un po', e ti si riconosce, si calletti tutto show. Il nuovo presentare le giuste parole, sono il maestro, quando le rime con il cuore, ci metto il calore, ci metto l'amore, per il regalo, in queste posti il tuo caro dottore, il professore, maestro non lo so, e se per cioccolato faccio questo show.
scusate, inizio, non ho sentito niente. Sono Lupi qua, qui presente, insieme a Alessio Mura e insieme a Andrea. È venuta questa bella idea di fare una serata qui, presentare il disco. Siamo a San Sperate e non a San Francisco, anche se Pietro che fa casino. Io sono Luca, troppo bianco anche cioccolatino. Sono venuto con gli amici qua, voi come state? Siamo tornati con gli amici a San Sperate a fare un po' di rime improvvisate tutti insieme. Siamo qua e allora stiamo bene. Buonasera. Avrete si buca, chi suona e fai sul rap, impari a rosso, fisicamente dopo, sopra su palco, non sei nervoso, sei un altro marigoso, ti non ha un amico, sei su maestro e soprattutto scritto, questa ha di fare ciao su caschetto, se non andavo corrente, se non andavo a bello a bello, portando su caschetto non mai più vincenti, scisi capitini, inizia salta, poi le diretti, mi prego, futuro che le parole di concreti, se stai tradizio anche se io persino hai renditi, e non riuscito a sentire il fai con salvo lì, ascolta di falsa come gusto disso, ma io non buono non anda da ogni capoduri, ascolta papà cosa tocca da di sicuro, mica gusto cavallo di un buono, e sei zero, ascolta di come, c'è gente che da tuero muro, c'è gente che vita nostra, c'è gente che non vuole facendo sotto il muro, c'è gente che sta con cittadina, c'è gente che arriva dentro noi, io li stanzi, e mi sono salutare a dopo, fate un bel applauso. Pensare a sierra, se mai non fanno più ci diventano buona verità e tu mi davo su un po' a freschino, vai un primo e lei fa un cioccolatino e te lo sapete che santo aliggio, vai un primo e ancora che ho preso il servizio e la mena vuoi che non funziona adesso vai per quello che fa tutto da me la stai facendo alta su, no, ti ducato tutto qui, stai sempre su, tu fatti paradiso, su, ma io non è per noi, sempre sul frisco, e che ci sei sempre gusta, ma non me, ma me di te, vedi tu sempre di te, anche che gusta mano di un tutta, dai un prendi che non testa che non pusci muta, e dammi la non te chiungela, dai un prendi che non tu di essa iena, si ci l'ho dato, un po' di sua, stanotte sono cose buone, c'è la censura, non si può dire, ma per chi non è partire, per divertire, questa gente che è venuta, voglio sentire un applauso, ma il destino che non è scaduta, questa vita che è stato più all'istante, ero sempre pronto, troppo intelligente, la sorpresa è stato stare come si muove, molto coraggino, tieni che mi vuole, questo cuore lo vuoi sentire, adesso se volete un applauso per ascoltare questo amico mio, che è venuto a rappresentare, lo so solo io. Allora, ci siamo qua, facciamo l'ultimo giro, rimaniamo fino all'ultimo respiro. Io sono Luca con Andrea e con Alessio, io faccio rap tutti i giorni, molto spesso, lo faccio solo anche sotto la doccia perché c'ho il cuore che è duro come una roccia. Saluto tutti quanti e vi abbraccio tanto, io sono Lupi, sono cioccolato bianco. Usa musica serrauso, si chiama falso, si chiama causo, e si salutato, si dà roso cazzo da catise si benissimo, ma tranquillo capo mi c'è troppo tu sorriso, e non mi dicevo a figliolo che sei con i vizi, sono il maestro, quello che c'ha pochi vizi, uno soltanto è quello di stare in mezzo alla gente, e fare anche uno show che sia un po' divertente, per questo grazie per essere venuti, alla prossima volta vi mando i miei saluti. I consorti sempre, l'ultimo cioccolato bianco. Grazie ancora, grazie.